Il Veneto è la seconda regione dopo la Lombardia a firmare questo tipo di intesa. Lo ha sottolineato oggi a Treviso il presidente della regione, Luca Zaia, sottoscrivendo l'intesa per l'apprendistato tra regione e governo, ispirata al decreto legislativo 276 del 2003. Il pensiero del presidente va ai 50.000 giovani veneti che interrompono il corso di studi e alle 400 ore di formazione loro offerte. Con questo accordo i quindicenni potranno fare così un'esperienza lavorativa e allo stesso tempo ottenere una qualifica spendibile come titolo di studio. Questo sistema di apprendistato è una grande novità. Dai 15 anni ci si può fare assumere presso un'impresa e si avrà questo apprendistato / formazione che permetterà a questi ragazzi di fare almeno 400 ore di formazione e questo significa ovviamente lavorare e studiare. Questa è una nuova partita e speriamo che anche questi ragazzi siano intercettati da questa novità. Beh, sicuramente la scelta qualitativa c'è ed è sempre vincente, dopo tutti noi dobbiamo anche adattarci perché se tutti noi pensassimo ai primi lavori che abbiamo fatto cominceremo a dire pulizie, lavori manuali, babysitter piuttosto che altro. Ricordiamo ai giovani che si parte sempre da questa scala, anche con le lauree in mano, io ne sono un esempio. Nel Veneto ci sono tra i 136 e i 137 mila giovani occupati tra i 15 e i 24 anni, il 30% dei giovani in questione. Il 59% dei giovani in questa fascia di età partecipano a processi di formazione e in numeri assoluti sono pari a 267 mila. E poi ci sono i quasi 50 mila di cui già si è parlato, pari all'11% del totale, che non lavora, non studia e non si forma. Il ministro del welfare ha commentato la firma posta a Treviso tra governo, regione e parti sociali definendola un particolarissimo tipo di apprendistato che ha un contenuto formativo ma che si realizza riconoscendo che il lavoro è parte del processo educativo di un ragazzo. Unisce 400 ore di apprendimento con un'esperienza lavorativa che può far scoprire a molti giovani che hanno l'intelligenza nelle mani, ridà dignità al lavoro manuale che spesso anche garantisce un reddito anche maggiore di altre attività professionali e alimenta nel nostro territorio anche mestieri che talora possono essere perduti. La disoccupazione in Veneto è pari a circa il 5%, la crisi ha mangiato 70.000 posti di lavoro, i disoccupati sono circa 130.000, dati che preoccupano perché senza occupazione non c'è crescita sociale e non ci sono progetti di vita. Ma il nostro è un tempo davvero difficile per tante ragioni di carattere globale, non soltanto interno, anzi di carattere innanzitutto globale. E questo tempo difficile però ha una caratteristica per cui io confido che la nostra gente sappia dare il meglio di sé, così è accaduto le altre volte. Io ricordo all'inizio degli anni '80 quando ci fu un terribile triennio di stagnazione, di recessione, di alta inflazione, eppure il Veneto, la Marca trevigiana diedero il meglio di sé e emersero nuovi fenomeni industriali che poi hanno rappresentato molto anche nella dimensione internazionale. E io confido che in questa stagione, e ne vedo i segni, non di meno possano emergere nuove idee, nuove esperienze industriali o svilupparsi esperienze che già ci sono. Per questo è doveroso guardare alle cose che vanno male ma anche a quelle che vanno bene, sapendo che fa più rumore un albero che cade rispetto all'erba che cresce. Alla luce di quanto prevede il decreto legislativo, l'accordo andrà a favorire i giovanissimi che sono usciti precocemente dal percorso di studi. C'è una piccolissima percentuale di ragazzi che abbandona gli studi. Noi abbiamo fatto tanto con la formazione professionale che riesce ad abbattere la dispersione scolastica. La Regione Veneto è una di quelle che ha meno dispersione scolastica di tutte, eppure ci sono ancora ragazzi che non arrivano alla fine del percorso di studi, che abbandonano tutto e noi li perdiamo. Ecco, forse con questo strumento non li perderemo più. Da segnalare che dal 2005 ad oggi gli apprendisti in diritto dovere attualmente assunti in Veneto sono stati 2.589, di cui 1.871 maschi e 718 femmine. 1.390 sono stati impiegati nell'artigianato, 483 nel commercio, turismo e servizi, 473 nell'industria e 243 nell'edilizia. La provincia con un maggior numero di apprendisti negli ultimi 5 anni è stata Vicenza con 599,
seguita da Treviso con 540 e Padova con 454. Nel solo 2009 il dato è stato di 407 apprendisti, che sono scesi nel corso del 2010 a 394 a seguito del periodo di crisi.